Eccoci qua, siamo in live, un orario un po' insolito. Ok. E ci siamo, e ci siamo. Speriamo di continuare il momento positivo. Dopo 3 vittorie consecutive veramente importanti, dobbiamo continuare il momento buono con questa Lucchese. Siamo Alessandria, Arzachena, Carrarese. Partite toste. Siamo 14esimi con un buon vantaggio, ma non incolmabile sulla lotta play-out. Facciamo uno scontro importante con Alessandria, che è l'ultima squadra della zona playoff. Però Vercelli ormai è in fuga prima. Dai, adesso appena il tablet si prepara, saluto la gente in chat. E vediamo cosa riusciamo a combinare. Sono fondamentali queste giornate per la salvezza, perché chiaramente non ho pretese di playoff o altre cose, è abbastanza improponibile con questo team, con questa squadra di ragazzi volenterosi, ma insomma non proprio dei fenomeni, ecco, lasciatemelo almeno questo. Comunque entrate e uscite abbiamo, madonna, siamo veramente in perdita, eh? Speriamo che il presidente possa regalarci qualche soldino, se no so cazzi. Dai, vai, su. Del momento mi segnala una sola persona, d'altronde l'orario è quello che è purtroppo. Ci sarà solo forse Agi, il piccolo Gheorghe. Tanto il tablet è incliccato, molto bene. Ma porca troia. Ok. Vediamo, 3 spettatori, 3 pazzi volenterosi. Allora, scrivete pure in chat a chi c'è. Ok. Adesso vediamo se aggiunge qualcuno, perché neanche da capire insomma se vale la pena fare sta live, perché in 3 magari ecco non siamo proprio tanti. Vediamo se qualcuno scrive. Mamma mia. È un orario un po', purtroppo non è l'orario migliore sicuramente. Con un preavviso di 5 minuti soprattutto. Ecco, c'è Gheorghe Agi e Tecer. Saluto Tecer. Agi, se siamo solo io e te la rimandiamo a domani, però, perché in 2 è un po' triste, o in 3 insomma, quel che siamo. Vediamo un attimo, aspettiamo, cerchiamo di capire e valutiamo. Oh, c'è Bodesius. Bodesius, vediamo se fa la live, perché ho avvertito la gente con 2 minuti. Quindi potrebbe non esserci nessuno a quest'ora, ecco.
Però arriva il Bode e comunque leggermente aumenta la live, quindi già questo è positivo. Dai. Ah sì, ho letto adesso, sì, scusami, ho letto adesso il numero. Perché il Bode, che poi non mi ricordo in realtà, se faccio la gaffa delle gaffe, ma il Bode dovrebbe essere il Bode 22 in realtà, non mi ricordo. Non mi ricordo il nick del Bode, sinceramente, su Twitch, sono sincero. Dovrebbe essere il 22? Ciao De Marcus. Cioè, non mi ricordo, cioè, sono sincero. Dovrebbe essere il Bode 22, però. Ah, ok. Non mi poi vedendo questo Milan è difficile avere la mente lucida, ecco. Mamma mia. Che Milan di merda. Ci ha salvato Suso, pensa a te, questo cosa mi tocca dire? Il piccolo Gui, il piccolo Gui, il piccolo Gui, il piccolo Gui. Il piccolo Gui. Sì, però lo zoccolo duro parla, mi vuole bene e dopo non si collegano alle 11, cioè è vergognosa questa cosa, è vergognosa. È quasi inaccettabile, se così si può dire. Proprio solo le vecchie glorie. Solo le vecchie glorie. E qua dovevamo salvare la Lucchese, cazzo. Adesso siamo contro una squadra forte, poi la Colarzacchena che è ultimo squadra. Sarda, bisogna assolutamente fare i 3 punticini. Grazie Tonio, Tonio, uomo vero. Tonio, uomo vero. Tonio ha sempre dimostrato grandi cose in questo canale, pur essendo un ragazzo curioso. Con il bicipite più grande della storia dell'umanità. Il mega bicipite. Ma dov'è il Milan? Milan è 12esimo. Mamma mia ragazzi, un buon Milan, oserei dire. Un Milan meravigliao. E adesso con Alessandria partita per cuori forti. Non ti scollegare, non ti scollegare. Mamma mia ragazzi, che pippe che siamo. Allora, allenamento. Marzo abbiamo, no. Vediamo. Allora, gioca sulle fasce. Apollone. Tattico va bene. E tecnico mi ci sta, ci sta. Bella, madonna, è felicissima la dirigenza, ragazzi. È veramente felice. Questo mi dà felicità, mi emoziona. Beh, bravo, Suso è un giocatore che comunque non mi emoziona, cioè nel senso, in un grande Milan è una buona riserva, in un grande Milan, in questo Milan è un leader. In realtà si ricordano più loro che il Bode al 22, molto bene, cioè bene, sono quelle cose che mi danno molta soddisfazione. Ok, stiamo equilibrati con l'Alessandria che è una buona squadra. Speriamo nella sconfitta delle quelle sotto, la Juventus Under 23, il Piacenza magari, il classico Piacenza, la Pro Vercelli arriva ai playoff, cazzi tuoi, cioè. Crolla
il Piacenza, anche per Piacenza, tutte e due crollano, bene. La Juventus Under 23 contro il Paisa, vabbè. Allora, l'Arzachena pareggia, attenzione all'Arzachena, momento positivo per l'Arzachena. Attention, attention, attention. La Juventus Under 23 perde e questo è una bellissima cosa. Quindi senza giocare rimaniamo 14esimi. De Feo la infortuné. E mettiamo Bortolussi anche, però li spostiamo, che Bortolussi a destra fa buone cose. Ok, la squadra è in forma, la cosa mi piace, mi dà un senso di emotion. Salviamo e andiamo. Metti Favale. Però Zanini non sta giocando male, ha una delle migliori medie voto, io do fiducia a Zanini, anche se Favale, ma come? Sì, De Feo squalificato, sorry. Vai ragazzi, andiamo per la prima partita del video. Speriamo veramente di portare a casa un punto, sarei già contento. C'è allora una bella squadra, Tutta gente d'esperienza. Vai raga, dopo 3 vittorie consecutive puntiamo almeno un punto, che se vinciamo non è che mi dispiace, Comunque l'importante, insomma, è aver visto le nostre rivali perdere tutte. Lombardo, cross, Bortolussi! Mamma che giocatore Bortolussi, mamma che giocatore. Ma stiamo calmi, non è ancora successo niente. Non è ancora successo niente. Ragazzi, vi voglio carichi in chat, che se siamo in pochi. Vi voglio belli carichi. Relax, relax. Purtroppo manca una vita per poter sperare nella vittoria. Eccola qua, gatto, subito, gatto. Mamma mia, mamma mia. Dai, continuiamo così, Sarebbe importante. Che sofferenza, dai, cazzo, dai. Ma finisce così, 1-0, 1-0, andiamo a casa. 1-0, andiamo a casa. Agi è impazzito, la pazzia di Agi, le pazzie di Gheorghe Agi. Le mitiche pazzie di Gheorghe. Primo tempo che passa e va benissimo. Allora. Continuate così, per il momento non faccio cambi. E allora vai di telefono, Tognin. Ti devi seguire con il telefonino. Subito, immediatamente. Aia, gatto. Mamma mia sulla linea. Mamma mia sulla linea. Qua abbiamo rischiato tantissimo. Bravo Zanini, di grazia, di grazia. Vai, ti prego, mettila in mezzo bene. Di grazia. Il rumeno, non ci credo, il rumeno, parata di Cucchietti. Bell'uomo Cucchietti, sempre stato. Incoraggiamoli. Siamo un po' stanchi a centrocampo come al solito. Molto bene. Facciamo entrare Greselin per Provenzano. Ok. Poi vediamo chi è stanco. Centrocampo è a pezzi, porca troia.
Anche Zanini è molto stanco. Mettiamo Favale. Ti prego, Favale, non far cagate, grazie. Dai. Ecco Gai. Ecco, il rumeno è Strecchi. No, eccolo là l'errore subito di Martinelli. Per piacere, tentoni. Merda, 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 merda. Raga, è veramente un'impresa disperata, tentoni. Gazzi. Bravo Favale, grandissimo Fava, di grazia. Dai che siamo rossoneri come il Milan, quindi meglio di no. Attenzione, no, che so, ci siamo mangiati. Cosa ci siamo mangiati? Sì, è rumeno. Lombardo è morto, purtroppo. Lombardo è morto. La cosa è abbastanza ufficiale di entrare Mauri. Un uomo che ammazza tutti. E mettiamo anche il nostro mitico Bernardo che non segna neanche per sbaglio. Raga, teniamo duro, teniamo duro. Eccola là, appena detto. Eccolo là. Gol dell'Alessandria purtroppo. Sembrava troppo bello per essere vero. Che china la mette. Vogliamo attaccare, rischiamola. Ci siamo fatti ingolosire troppo e l'abbiamo presa in culo. Ah, Dio. Peccato, ci ho sperato un po', lo ammetto. Un pochino ci ho sperato. E c'erano più cambi in Serie C. No, no, addirittura perderla però. No, addirittura perderla. No, serve una beffa che non meritiamo. Va bene, dai, va bene. 1-1 ci sta con una squadra che lotta per i playoff. Ecco, duro colpo per Alessandria e godo. Vediamo quanti cambi ci sono in Serie C. Scusa, aspetta un attimo. Cinque sostituzioni? Mamma mia, bravi, bravi. 5 sostituzioni, è vero. Va bene, dai, adesso c'è l'Arzachena che è ultimo. Qua voglio i 10 punti. 10 punti in una partita, voglio. Li pretendo. Eh sì, perché De Marcus è sempre qua, però non lo ricordo sul tubo, sinceramente. In questo istante, in questo precisissimo istante. Mediano, Lucchese Under 20. Che forte, madonna. Ok, dai. Ci ho sperato la vittoria, però è bene, è importante con una squadra comunque molto più forte della nostra, cioè fino al 75esimo 1-0 per noi, cioè dai, dobbiamo anche vedere così. Sì, l'Arzachena è molto forte, l'Arzachena. Però bisogna vincere, perché siamo comunque in trasferta, siamo in Sardegna, terra di Gai. Ah, De Marcos, come puoi non seguirmi più, De Marcos? Cioè, sono un bravo ragazzo, simpatico, a volte un po' curioso. Grande Marcus, non lasciarci più anche sul tubo. Domani ci sarà la live dello zoccolo duro su YouTube, dove Eyman può confessarci la sua piccola debolezza. Lui non ama le donne, ma neanche gli uomini. Lui ama le macine del mulino bianco. Ok. Là, ok. Madonna, altra stella fiammeggiante. Vai.
Sì, Arzachena sono stato, eh. Golfo di Arzachena, bello anche pescato là in giro, ho pescato. Bortolussi è ammalato, ma no, ma da intossicazione alimentare, ma che cazzo ne facciamo mangiare i nostri giocatori? Ma porca trota. Tipiche sfighe di Paula Mangai che ci porta Guy direttamente da Gailandia. E anche Simone Greselin, proprio contro l'Arzachena, partita che dovevamo vincere a tutti i costi. Beh, Golforanci è uno dei più bei posti, assolutamente. Golforanci sono stato. E anche a Stintino. Anche a Villagai sono stato, Villagai. Siamo un po' in emergenza, ragazzi, eh? Siamo un po' in emergenza. Ok. Fondamentale sta partita, è fondamentale. Lo diamo il rumeno. E incazziamoci con Sorrentino. Grande Tonio, grande Tonio. Cioè, la Zacchina ha fatto 17 sconfitte, deve andare a 18, non dico altro. La salvezza passa anche dalla Sardegna. Offensivi dobbiamo giocare. Assolutamente. Speriamo nella sconfitta di Piacenza e Juventus con tutte le scarse del sotto. Dobbiamo essere sportivi, ragazzi. Anche perché dopo c'è la Carrarese che sta volando. Stanno volando, cazzo. Sono tutti morti, porca puttana. Ok, il Piacenza, ok. La Juve non ha ancora giocato. Con la Pro Patria, a parte che può vincere. Ok, la squadra c'è, che è abbastanza in forma. Io direi di andare così. La squadra sta giocando bene, è giusto confermarli. No, Tonio, no. Guy, non ci lasciare. Dai, raga, una partita che si deve vincere con l'Arzachena, è fondamentale per noi. Questa sì che è fondamentale. Alessandro è sceso all'11° posto con il mio pareggio, godo. Attenzione, no, no, non possono svegliarsi adesso. Vai, vai rumeno, vai rumeno, vai rumeno. No, la sbaglia malissimo, la sbaglia malissimo. Zanini, di grazia. Ancora di grazia. Bello. Provenzano, prove. Vai Borto, 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 Borto. E c'è il gol di grazia. Lucchese 1, Arzachena 0. Bisogna continuare a martellare, però. Bisogna continuare a martellare. Pensa che paradossalmente siamo a -3 dai playoff, vabbè, ma adesso non la casa. Cioè, vabbè, stiamo zitti, vabbè, come stai zitto, che è meglio. Il rumeno. Lombardo, prove. Il rumeno. Tira, tira, boom! Grandissima, e si gonfia la rete. Si gonfia la rete. Ma stiamo calmi, stiamo buoni. Stiamo buoni e stiamo calmi. Lo diamoli che è giusto. Se penso che li abbiamo presi a 8 punti all'ultimo posto, ragazzi. Già questa è una soddisfazione.
Provenzano è un pazzo però, fa falli in continuazione. Ok, finisce il primo tempo. Raga, continuiamo così, non cappelliamo. Non cappelliamo proprio adesso. Provenzano non mi fido però, Di Provenzano non mi fido. Di Grazia, il prove. Rumeno. Zanini, mettila in mezzo. No, vabbè. Peccato. Anche Lombardo molto stanco come sempre. Lombardo ha una tenuta purtroppo. Questo è il suo vero punto debole. Ok. Sempre 2-0, ma voglio il fischio finale. Questa può essere una vittoria fondamentale per la salvezza. 7 tiri a 4, stiamo giocando bene, tiri in porta in vantaggio, possesso palla a favore. Per il momento tutto procede. Dai, andiamo via veloci, dai, andiamo via veloci, dai, andiamo via veloci. La partita scorre via. Mettiamo... No, mettiamo... Proviamo... Proviamo Koulibaly. Mettiamo un po' di Africa. Partita dominata. L'Arzachena non si è mai visto. Ultime parole famose. Lo stadio è vuoto. Guardate lo stadio, ragazzi. Lo stadio è completamente vuoto. Ciao Struzzo, ciao caro. Lo stadio è completamente vuoto. Bellissimo. Bortolussi. Il nostro Koulibaly. Greselin. Tripicchio la prende. Gabbia. Davanti. Koulibaly. Bortolussi. Di Grazia, peccato. E si va a vincere, si va a vincere. 4 vittorie, un pareggio nelle ultime 5. Signori, media da playoff. Peccato che ci siamo svegliati un po' tardi. Ho preso la squadra a novembre e la sto portando alla salvezza. Continua l'imbattibilità della Lucchese. 5 partite, signori. 5 partite con una squadra poveretti di scandali. Ok. Bene, bene, bene. Rinviata pro patria Juventus. Però il vantaggio è buono. Il vantaggio... Adesso purtroppo c'è la seconda della classe. Adesso arriverà la sconfitta, penso. Quasi certamente. Ciao Gui, ciao Francis for a couple of gay. Notte vecchio. Spesa che siamo a meno 3 dei playoff, è pazzesco. Pazzesco ragazzi. Comunque già questa è una grossissima soddisfazione. Ok. Cioè, questo qua a casella, così arriva sicuro. Cioè, ma che cazzo di giocatori prendiamo? Madonna.
Hanno Big Mac in attacco, eh? Sì, sì, Struzzo, assolutamente. Si punta al pareggio contro la Carrarese. Intanto, ragazzi, il Napoli può vincere lo scudo. Incredibile. Veramente pazzesco. Ok. Bernardini infortunato. Dai, almeno vediamo qualcosa di diverso su FM, Gheorghe, dai. Però cazzo, tu chiami il calcio, dovresti prendertelo Football Manager. Comunque mancano 8 giornate. Ok, siamo vicini a 2 giorni dall'incontro con la Carrarese. Ho capito, piccolo Gheorghe. Tanto il Milan, ragazzi, è in Europa League ancora, eh? E 4-0 l'andata, cioè, incredibile. Ok, partecipa alla conferenza. Vogliamo lasciare la promozione di Macosa. Non voglio rispondere sotto gli altri. Non basta. No, ragazzi. Eccolo qua, ragazzi. Raducioio che parla con me. Che bello. Vedi, alla fine è stato convocato. In verità, perché questo è forte. Vediamo se ce lo danno per il prossimo anno. Perché lo terrei sinceramente. Ancora con Veneziano può fare veramente bene. Poi è rumeno, quindi a priori. Mm. Accettabile. Però una cosa. Allora, staff. Ecco Francone. Allora. Riusciamo a prendere un osservatore buono? Allora, staff. Il prossimo anno mi riprendo anche un allenatore in seconda. Osservatore. Mamma mia. Beh, quello della Zacchena mi fa un po' paura. Ma, mamma mia, che scarsi. Aspetta un attimo. Giudizio abilità. E
Giudizio potenziale. Almeno 10 e 10 c'è? No, questo lo voglio, questo lo voglio. Mamma, no, vabbè, cioè... Questi non... Cioè, gli osservatori forti non verranno mai queste squadre. Ah. Ciao. Non viene, non vuole venire, vuole tornare a Venezia, giustamente. Ma andremo noi a Venezia, ci proveremo. Ok, prudente. Ciao Kangix, ciao caro. Peccato, questo era buono. Sì, il prossimo anno cercherò di trovare un'altra squadra comunque. Ho fatto la gavetta qua. Comunque il patentino ancora non sappiamo niente. Questa è una cosa molto bella. Che bella la mia storia. No, non si può guardare il GF, dai ragazzi. Non scherziamo, come dice sempre il buon Gheorghino Agil, il piccolo Gheorghino, bell'uomo il Gheorghino. Dopo c'è il Siena che è quinto, ai ai ai, calendario impossibile dopo. Calendario duro, calendario molto duro. Piacenza vince, attenzione, il Piacenza, vabbè col Gozzano però è anche abbastanza prevedibile. Tanto torna De Feo. Però lo mettiamo in panca. La squadra, bene, la squadra per fortuna ha una bella forma. No, Francone, ti cago assolutamente. Io me lo cago la mia vocina, la mia vocina. La vocina più bella del pianeta. Dai, raga. Con il cuore. Questa partita la si pareggia con il cuore, ricordiamolo. Vai. Vai. Dai ragazzi, va benissimo anche lo 0 e Scialbo pareggio. Incoraggiamoli. Lombardo. Bortolussi. Lo sapevo che era un attacco fasullo. Big Mac, Big Mac. Qua c'è gente di qualità ragazzi. Cioè, anche Gabbia sarebbe bello tenerlo, ma sti qua rimangono via. Cioè, la squadra si distrugge il prossimo anno. Io devo tentare di andare in una squadra un po' più forte. Pugliese. Però devo centrare l'obiettivo. Gabbia, di grazia. Io sono un po' handicappato però nello studiare perché devo ancora fare il patentino, cazzo. Bortolussi. Non ci credo, però dai. Cazzo, ce la stiamo giocando con tutti adesso, Che sono veramente soddisfatto di quello che ho fatto, Go! Bortolussi ancora. Gran calma. Chiaramente non è ancora successo niente. Siamo 11esimi in questo momento. No, vabbè. È chiaro che non può finire così. È tutto scontato. È tutto troppo scontato. Silenzio, silenzio, silenzio. Eccolo qua. Attenzione, bravo, Tavanti. Attenzione, no. No, lui le sbaglia sempre, lui le sbaglia sempre. Le sbaglia sempre. Le sbaglia sempre.
No, seguite il Cume su Instagram. Vabbè, voi siete tutti. Ma... Stiamo zitti, Lombardo. Zanini mi stava regalando un sogno. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia. Come Robinho, se. Vi prego, ragazzi, teniamo duro, manca ancora una vita. Fallaccio! Cartellino rosso, cartellino rosso, cartellino rosso, doppia munizione. No, non ci credo, mamma mia, che occasione che abbiamo. Stiamo in silenzio. No, no, adesso. Rigore. No. Ma no, che furto. Che furto. Che furto, che furto. Sì! Parata, stiamo calmi. Stiamo calmissimi. Stiamo calmissimi. Stiamo calmissimi. Siamo calmissimi, calmissimi, calmissimi. Stiamo calmi, vabbè, però... Concentratevi. La squadra deve dare tutto adesso. Con la vittoria la salvezza è quasi, non dico certa, ma è molto probabile. Perché questo sto pensando. Contro la seconda della classe. Contro la seconda della fottutissima classe. Ci mette Greselin. Lombardo dobbiamo preservarlo il più possibile, purtroppo. E anche Zanini è ammonito. Anche il rumeno, però. No, preferisco il rumeno. Non si sa mai. I miei soliti due cambi a centrocampo li dobbiamo fare. Però purtroppo... Lombardo, prima di uscire. Niente, peccato. Queste sono le lezioni che noi soffriamo di più. Poi c'è Big Mac che è veramente un bel giocatore, insomma, per la categoria. Valente, Valente. Bravissimo portiere. Sì, è vero, 5 cambi, devo ricordarmi, ho 5 fottutissimi cambi. Ho 5 fottutissimi cambi. Siamo Bernardo che si è mangiato un gol. Grazie amore, grazie che me l'hai ricordato, ti voglio bene. Questo ci ha fregato secondo me nelle prime partite. Che poi insomma in realtà cioè fino a novembre ha giocato quel coglione dell'allenatore che ultimi 8 punti insomma. Manca troppo ragazzi, manca troppo. Ma sì, ciao Borra. Maccarone la prende molto bene purtroppo. Maccarone sta facendo il bello e il cattivo tempo. Vai Bortolussi. Attenzione di Grazia in mezzo. Bortolussi. No. No. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. No, non può giocare lui, ora mi ricordavo. Colibalista, mamma mia, no, non si può metterlo. 0-0 sì. Okay. Non è vero niente. 40, madonna, Ricci, no, non possiamo permetterci di prendere neanche mezzo gol, Tavanti, chi sei? Bortolussi, mamma mia! No, brutta questa. Questa è brutta, no. Valente. Bravissimo Mauri. Gabbia. Bortolussi, De Feo.
Dai, mettila in mezzo. Provenzano, Greselin, De Feo fuori gioco. No, non è vero, è gol, è gol. È gol di De Feo. È gol di De Feo. Cosa stiamo facendo? 3-0 con la seconda. 3-0 con la seconda. Concludente. Siamo 11esimi. E la Pistoiese ha gli stessi nostri punti. Incredibile. Con questa vittoria la salvezza con 40 punti è molto possibile. Davanti Bortolossi, stiamo giocando, sembriamo veramente il Real Madrid, Barcellona e Milan di Sacchi messi insieme. I playoff sono possibili, è vero. Però la squadra può avere mal di testa, non è abituata a queste imprese, cioè Mauri. Qua, questa è veramente l'impresa, eh. Questa è l'impresa. Bortolossi dobbiamo darlo. Credo che tanti giocatori più forti sono in prestito, però. Ok. 6 partite di imbattibilità. Incredibile. Ciao Papadopoulos, grazie. Cosa abbiamo fatto, ragazzi? Cosa abbiamo fatto? Mamma mia. La Pistoiese ha perso, avevano gli stessi punti, loro sono in vantaggio. Adesso però arriva cioè, devo andare a Siena, che non è proprio un campo semplice. È un buon portiere questo, però. Cioè, un buon portiere per la categoria, chiaramente. Ma come mi preoccupa? La cazzarono ultimi a 8 punti, li ho portati ai playoff quasi. Notte, Tonio. Notte, notte. Notte, dolce Tonio, notte. Cioè, abbiamo più 10 sul 16° posto, cazzo. E loro devono vincere tutte. Gli invincibili della Lucchese stabiliscono un nuovo record. E lo fa Veneziano, che sta diventando l'idolo della Lucchese. Vai, Agi, noi dello zoccolo dobbiamo tenere duro. Dobbiamo tenere duro, raga. Notte, Tonio, notte, caro. Mamma mia. E adesso sarà durita, eh? Chi è? Greselin. Porca troia. Non ci vogliono questi infortuni, però. Pro Patria, Juventus, Under 23. La Juve vince. Siamo 12esimi adesso. Attenzione, meno 2. Vedi, meno 2 l'Alessandria. I playoff sono alquanto difficili, lo sappiamo. Ma ragazzi, noi dobbiamo salvarsi, andare ai playout in realtà. Cioè, abbiamo fatto una rimonta che ha dell'incredibile. No, Bortolussi 2 o 3 giorni proprio adesso no. Porca troia. Non adesso, ragazzi, non adesso.
Non adesso. Il Chievo assume Claudio Ranieri. Sì, la miglior rosa, dai, voglio caricarli, cazzo. Sai che è la prima squadra. Ok. Anche Zanini, ma tutti adesso, ma dai, vabbè. Peggio del Milan. E prudente, chiaramente anche col Siena fuori casa dobbiamo stare prudenti. Ok. Ma però, cioè, non capisco perché non sale la mia reputazione, però, cazzo, cioè, sto facendo grandi cose. E che cazzo. Sarà duretta, sarà molto dura. Zanini non ce la fa purtroppo. No, è nazionale il Rumè. Oddio, che sfiga, ragazzi. Ci mancano diversi uomini proprio adesso. E Bortolussi devo mettere in panchina, non possiamo rischiarlo. Non sarà facile, ragazzi. Non sarà per niente facile. Ok. Proviamoci, ragazzi, proviamoci. Proviamo a caricarli con i playoff. E andiamo. In uno stadio durissimo. Alessandria Provercelli l'altra partita e Poro Patria Pistoiese, quindi il turno più difficile ce l'ho io, purtroppo. Questa non è una buona cosa. Incoraggiamoli. Alessandria in vantaggio. Arrigoni. Gol del Siena. Gol del Siena purtroppo, ma ripeto, vedendo anche gli altri risultati e tutto, il miracolo è già stato fatto. Non possiamo pretendere, insomma, di trasformare dei giocatori mediocri a fenomeni. Però più tiri noi in realtà. Stesso palla però leggermente in vantaggio del Siena, ma proprio di poco. Dai, mostratemi qualcosa di diverso.
Andiamo a fare qualche cambio. Speriamo bene. Che è un po' acciaccato. Proviamo le due punte. Ci tocca fare così. E vediamo. Attacchiamoli. E vediamo se abbiamo la forza di tentare qualcosa. Provenzano è morto, però devo mettere l'Africa. Dai, africano. Usa il fisico. Lombardo. Non riusciamo a far male a questa squadra, purtroppo. E Gabbia sbaglia anche. E qua rischiamo di rimbarcata del secondo. Aia. Grande portiere. Dai, un pareggino magari, un pareggino. Arrigoni. Scina sta giocando molto molto meglio, sta meritando. Attenzione l'Africanus. Grande Koulibaly. Però poi la perdiamo, fa vale. Vai Di Grazia. No, Di Grazia, no, mamma mia. Niente, oggi non ci siamo. Dopo sei partite da imbattuto ci può anche stare, Non possiamo dire niente alla nostra squadra. Attenzione, mamma mia, fuori di poco. Dai. Altro cambio. Vai, Jovanovic. Proviamole tutte. Meno il pareggio non sto provando. Sì, adesso ragazzi finisco anch'io, Però voglio giocare un pochino. Però ce la siamo giocata anche col Siena, nel senso non abbiamo fatto, cioè, cagare cioè abbiamo giocato benissimo, però neanche proprio in maniera orrenda. Bravo Koulibaly. Koulibaly comunque recupera un po' di palloni, Dai che la perdono, Jovanovic. Di Grazia. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Grande Jovanovic, ha fatto una gran cosa qua, Dai, teniamo l'imbattibilità. No, adesso, no, adesso. Fischia. Yes. E la sfanghiamo, piccolo Agi. Mamma mia, siamo veramente grandi, non perdiamo più. E c'è proprio Piacenza che è quinto, tutte adesso, file forti. Che sfiga. Siamo 12esimi a 41 punti. Meno 2 della Pistoiese, ma il problema è che abbiamo veramente le squadre più forti adesso. Siamo ancora vivi, cazzo. Ok, adesso salviamo. E raga, abbiamo fatto veramente delle partite spettacolari. Ah, però forse manca ancora qualcuno, Che sfiga, proprio il calendario ci dà le più forti adesso. Grande Agi che porta fortuna. Sempre meno tabelle, quelle davanti hanno giocato a parte il Novara.
Ma pensa, stiamo lottando per i playoff, ragazzi, cioè, è incredibile. Cioè, è pazzesco. È abbastanza incredibile. È abbastanza incredibile. Cioè, la salvezza, cazzo, per carità, ancora non è sicura, però, insomma, cioè, veramente deve succedere un cataclisma, eh. Pro Piacenza, squadra dura però, eh. E Agi gode. Come no? Ah, no, no, beh, se non rinnova neanche lui me ne vado, però, eh. Questo lo rinnoviamo. Speriamo bene. No, anche per non andare, se vado via, lasciare proprio la Lucchese senza giocatori, perché... Cioè, se no, veramente poverini. Comunque a mezzanotte stacco, 2 minuti e stacco, proprio a mezzanotte, per salutare il piccolo Agi, anzi il bellissimo Agi che è rimasto con noi fino all'ultimo. Però una cosa, perché devo guardarle per queste categorie qua. Bortolussi. Ah, ok, non c'è il clausola rescissoria, bene. Ok. Allora, facciamo anche così, che così sono un po' più tranquillo. Ok. Note Kanjix. Andiamo anche noi adesso. Fa vale 3 giorni. Raga, che dire, un saluto dal comandone veneziano e ringrazio quei pochi, insomma, che si sono collegati. Però è stata veramente a livello di prestazioni la miglior live in assoluto. E dopo c'è il Novara, tutte squadre rognose. Tutte squadre rognose, vabbè. Bortolussi c'è. Noi lo diamoli. Ciao De Marcus. Andiamo per il giorno della partita. Sì, beh, stiamo prudenti anche contro di loro perché vedo che sta comunque andando bene. Raga, un saluto al comandone veneziano, buonanotte, grazie a tutti, un saluto particolare ad Agi, il nostro fenomeno rumeno. E niente, raga, un saluto dal comandone, buonanotte, un abbracciotto, grande, grande, grande. Sì, va vinta assolutamente, però ciò è dura perché comunque è quinta la Pro Piacenza. Però 41 punti è veramente un bel bottino, siamo partiti da 8 e abbiamo fatto 32 punti veramente importanti. Notte raga, alla prossima, ciao!